Il ritratto di un giovane Fellini di Elisabetta Catalano accoglie i visitatori ai musei eremitani per la prima mostra verso il centenario, l'apertura delle celebrazioni per il secolo della nascita del più grande maestro del cinema italiano, 2020. La mostra raccoglie non solo icone, a cominciare dalla galleria dei manifesti originari di disegni, ma anche preziosissimi appunti, note di produzione, conti, organigrammi, documenti fantastici per immergersi nella storia del cinema. E che cinema! 5 Oscar, 4 per i film e il più meritato dei riconoscimenti alla carriera mai visti a Hollywood. Il Leone di Venezia campeggia sovrano e lussuoso, viene da Casanova, la pellicola che con Donna Sutherland più celebra i colori della Serenissima, congeniale al maestro, supportati da costumi splendidi, lui, romagnolo, ma assorbito anche dalla pianura, verso foschie comuni a Emilia, Romagna e Veneto. Dico che una connotazione che non mancava mai nei film di Federico era il rumore del vento e la nebbia, che sono tipiche, come ha detto lei, anche della pianura padana, no? Sono degli elementi che probabilmente lui, anche se è partito dalla Romagna che aveva solamente 19 anni, li ha poi ricreati sempre dentro il suo Teatro 5. Abbiamo chiesto a Francesca, nipote del maestro, un suo personale trailer. Perché vedere Amarcord se non lo si è mai visto? Amarcord è stato amato in tutto il mondo perché Federico, insieme a Tonino Guerra, è riuscito a raccontare la storia di un borgo attraverso le 4 stagioni, e questo è qualcosa che unisce tutte le popolazioni del mondo, dove c'è amore, dove c'è invidia, dove ci sono storie, dove ci sono tanti personaggi che in qualche modo si possono riconoscere, e quindi racconta la storia di Titta, della sua famiglia, racconta un passaggio del Rex da Rimini che, come diceva Tonino Guerra, non c'è mai stato, cioè loro sono stati talmente bravi con Tonino Guerra da far credere a tutto il mondo che il Rex una notte sia passato da Rimini. Beh, questo secondo me è davvero magia, magia del cinema.